Buongiorno, sono Marzia, la mamma sopravvissuta che mio figlio si è suicidato gettandosi sul ponte di Cairate. Avevo fatto un video precedente chiedendo di fondare il comitato e chiedendo agli altri familiari sopravvissuti di rintracciarmi. Io voglio continuare questa lotta, fermare questo cimitero a cielo aperto, perché con la grande tragedia, il grande dolore che mi ha colpito, io penso che dobbiamo imparare ad ascoltare molto bene quando i nostri cari ci parlano, a osservare e riuscire a percepire tra le righe se hanno una richiesta di aiuto. Fermiamo questa carneficina, non permettiamo che altre persone perdano la vita e non permettiamo che altri genitori inizino a vivere l'inferno ad occhi aperti. Fermiamo questa cosa, non c'è niente da vergognarsi di esporsi, non facciamo provare quello che stiamo provando noi ad altre persone. Basta, stanno venendo da tutte le parti della Lombardia su questo ponte, basta, fermiamola. E col cuore vi dico, ascoltiamo, andiamo oltre le parole e guardiamo i gesti, andiamo oltre al gesto, apriamo il cuore anche per evitare queste tragedie. Io vi ringrazio. Vorrei dire a chi nel momento di disperazione, nei 5 minuti di blocco, che si reca su questo ponte per fare il gesto estremo, chiamate il telefono amico, chiamate, la vita è importante, ha un valore indescrivibile, chiamate qualcuno che corre a darvi un abbraccio, lo troverete. Mi raccomando, chiedete aiuto e vi sarà dato. E io ho pensato questa cosa, visto che comunque le istituzioni si stanno impegnando per iniziare i lavori, vorrei dire questa cosa, visto che le barriere è un po' lunga la tempistica, insomma l'attesa, io proporrei questo, perché non mettiamo del filo spinato momentaneamente fino a quando giustamente non iniziate i lavori. Io, se volete, se c'è problemi economici o un piccolo contributo in memoria di mio figlio ve lo do anche per mettere il filo spinato, però direi anche questa cosa, così almeno voi tranquillamente continuate con le vostre tempistiche. Grazie.